Veneto 24 chiama Roma. Le interviste con la politica nazionale. In un lunedì intensissimo il senatore Antonio De Poli è ancora una volta nei nostri studi e per questo gli siamo estremamente grati. Buongiorno senatore, grazie ancora una volta di essere qui. Grazie a Radio 24, grazie a Roberto Guidetti che la conduce. Grazie a lei onorevole De Poli, magari questo nome può portare sfortuna. Come sta andando Radio 24? Radio Veneto 24. No, Radio Veneto 24. Mi dico malissimo. No, dai. Benissimo. Se dipende da Roberto Guidetti sta affondando, per fortuna ci sono tutti gli altri che la tengono in piedi, diciamo. E allora viva Radio Veneto 24, vedi che ogni tanto, ecco, è sempre stato il mio contesto, no? di poter essere io il giornalista e di far sì che il giornalista diventi l'ospite, no? Beh, è già successo però onorevole De Poli, e lei è stato bravissimo. Ma lei cosa mi dice rispetto alla grande richiesta degli americani delle uova, noi veneti grandi produttori di uova, e oggi gli americani, nonostante i dazi di Trump, chiedono chiaramente, giustamente, avendo loro tutto il grande problema dell'aviaria, la possibilità di avere chiaramente questo prodotto, adesso al di là delle battute e degli scherzi. Credo che sia un aspetto importante, tra l'altro per noi siamo tra i più grandi produttori d'Italia, il Veneto è un aspetto altrettanto fondamentale per tutte le nostre aziende. Ma qual è il contesto, l'humus della situazione? L'humus della situazione è che c'è una grandissima esigenza, perché ovviamente loro sono dei consumatori spaventosi rispetto a noi, e il Veneto è un grande produttore, ma non sappiamo se riuscirà a fare fronte a quella che sarà la richiesta. Secondo lei, senatore De Poli, questa vicenda dei dazi, qualcuno ha detto è una boutade, ma secondo lei che consistenza avrà? Perché la scadenza è tra poco, i primi di aprile. Sicuramente sì, chiaramente per noi sarebbe un grave danno. Noi siamo come Veneti, come Italia, come Stato italiano, ma anche come Regione Veneto, uno dei più grandi esportatori, soprattutto di prodotti agroalimentari, voglio dire, dai formaggi al vino, tra l'altro, no? Tutti i nostri vini sono tra quelli più esportati in America, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, ma lì in modo particolare i nostri formaggi, il prosciutto e molti altri chiaramente alimenti. E credo adesso chiaramente la richiesta delle uova, e credo che questo sia un danno importante, gravissimo per le nostre aziende. È chiaro che oggi Trump sta facendo tutto questo tipo di considerazioni per garantire il proprio prodotto interno lordo, no? E questo è un sistema protezionistico. Sì. Non ha mai funzionato, secondo me, a prescindere da chi, da cosa, da come. Oggi il mercato è globale, bisogna mettere tutta una serie di attenzioni rispetto ai prodotti che vengono, quindi dei contesti di qualità, eccetera eccetera, non come succede molte volte. Ad esempio abbiamo visto che al posto del parmigiano c'era il parmesan, e quindi quello che sono la copia, passatemi questo termine, non originale, no? Però al di là di questo sicuramente sarebbe un grave danno per per le nostre imprese e quindi per i nostri prodotti, e credo che questo bisogna trovare il metodo e le forme per riuscire ad non avere questi dazi, e quindi poter continuare a avere le nostre esportazioni come le abbiamo sempre fatto. I nostri prodotti sono, passatemi questo termine, prodotti veneti italiani, i migliori al mondo da un punto di vista agroalimentare, e non solo questi, moltissimi altri, in molti settori, e non solo questi sarebbe uno degli aspetti sicuramente negativi per la nostra produzione. Tra l'altro pensiamo che già c'è tutta la grande crisi dell'automotive, no? Vediamo con la Germania tutto quello che sta succedendo, loro stanno riconvertendo quello che erano le linee di produzione delle automobili in linee di produzione purtroppo su contesti rispetto alla difesa, no? Quindi per prodotti, chiamiamoli così, bellici, e questo chiaramente non è sicuramente uno degli aspetti migliori per il futuro
futuro di ognuno di noi e per i nostri figli. Ecco, su questo chiaramente una grande riflessione la dobbiamo fare come Europa. D'altronde l'Europa si dimostra ancora una volta di essere sicuramente uno dei mercati importanti, ma di avere i piedi d'argilla. Oggi non è nata l'Europa degli europei, è ancora ferma l'Europa del mercato, e tutto il resto del processo di integrazione, di unificazione di trovare veramente un'Europa che abbia dei valori solidi, ma anche una strutturazione politica economica importante, ancora non c'è, e questo ci fa diventare debolissimi in un mondo che sta cambiando, in un contesto internazionale che vediamo che sta completamente cambiando. Da una parte abbiamo la Cina, dall'altra abbiamo la Russia con tutto quello che ne consegue, dall'altra abbiamo gli Stati Uniti, ma anche paesi emergenti come l'India o altri che oggi si affacciano ai mercati internazionali, e che se non abbiamo un contesto di forza e di capacità di interlocuzione unitaria all'interno dell'Europa stessa, corriamo il rischio di diventare fragilissimi, e questo mette in crisi chiaramente le nostre aziende, di conseguenza il lavoro, di conseguenza le famiglie, ognuno di noi. Ecco, questa è una riflessione che non ha colori politici, ma ha dei valori fondamentali per la salvaguardia di ognuno di noi, di tutti i cittadini, nel caso specifico italiani ed europei. L'onorevole Antonio De Poli è ovviamente vicino a questioni di carattere nazionale ed internazionale, però rimane profondamente radicato al territorio di provenienza, cioè al Veneto, e sta seguendo molto da vicino una realtà purtroppo problematica come quella che ci si presenta al giorno d'oggi, quella della desertificazione commerciale nella nostra regione. Purtroppo Rovigo da questo punto di vista è capofila. Onorevole De Poli, un fenomeno che riflette la difficile congiuntura che viviamo. Ma sicuramente sì, Confcommercio ha fatto proprio un'analisi, una ricerca, uno studio a livello nazionale e di conseguenza a livello veneto. I dati che sono usciti sono preoccupanti, tra l'altro Rovigo prima in assoluto per i più alti tassi di desertificazione commerciale, e credo che questo sia una delle considerazioni importanti, perché ce l'abbiamo nelle nostre città e ancora di più nei nostri piccoli comuni, e questo è uno degli aspetti che significa che non c'è più vita, manca passatemi il termine, la bottega, sì, ma nel senso buono, propositivo del termine, manca l'esercizio pubblico del bar, il che significa che non c'è più un contesto associativo all'interno dove le persone si possono trovare. Una volta c'era la chiesa, c'era il patronato, c'era il bar, c'era la bottega che aveva dall'alimentare a qualsiasi altro contesto, era un po' il piccolo supermercato della nostra comunità, perché si trovava di tutto, c'era l'asilo, eccetera eccetera. Oggi tutto questo sta sparendo e quindi si desertificano i nostri territori. Ricordo che in Veneto in 12 anni sono state perse più di 1 migliaio di imprese solo nei centri storici e oltre 1600 al di fuori di essi. Voi capite che questo significa proprio trovare i paesi sempre più, e anche i centri stessi delle città sempre più con meno possibilità di aggregative. Tra l'altro, assieme a questo vediamo i sportelli bancari che diminuiscono, vediamo tutte le altre cose che chiudono, e quindi attenzione, i nostri centri dobbiamo trovare la forza, la capacità di farli riprendere, perché non si vive solo nella grande città, ma soprattutto nei piccoli grandi borghi, bellissimi borghi. Ricordo su questo, ieri sono stato ad Arquà Petrarca, c'era la giornata regionale dei colli veneti, fatte da tutto il grande mondo associativo delle Proloco, assieme con la regione, assieme con tutti i comuni, e vedete lì c'erano i grandi e riprendo i prodotti, no? Ad esempio della nostra terra, ma prodotti che non sono solo, che sono fondamentali enogastronomici, ma anche i prodotti del grande mondo dell'artigianato, quello che costruisce con le proprie mani, ma anche nel mondo dell'agricoltore è uguale. Sono mondi che vengono costruiti con le mani delle persone, con l'intelletto delle persone, con
anche l'invenzione delle cose che siamo fatti noi veneti italiani, voglio dire. Noi abbiamo questo aspetto che non ce l'ha da nessuna parte del mondo, e tanti vengono qui a copiarcelo. Non possiamo far morire queste nostre grandi capacità che vengono fuori chiaramente anche e soprattutto dai nostri piccole comunità, dai nostri piccoli borghi, dai nostri grandi comuni. Ecco, e questo è uno degli aspetti fondamentali che ci sono oggi. Chiaramente il Veneto ha bisogno di politiche coraggiose che rimettano al centro i territori, la prossimità e chiaramente l'economia vera, quella reale. Solo così potremo ricostruire la vitalità delle nostre comunità. Io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che abbiamo di fronte nel prossimo futuro. Assolutamente, un messaggio importante quello del senatore Antonio De Poli, che, lo ricordiamo, la scorsa settimana aveva presentato a Palazzo Madama il rapporto Censis che riguardava proprio l'impatto delle pro loco nei territori. Ne ha parlato poco fa, appunto ricordando la festa meravigliosa ieri ad Arquà Petrarca nel primo weekend di primavera. Onorevole De Poli, sboccia dunque anche la primavera per la nostra trasmissione e anche per la fortuna di avere ospiti come lei. Antonio De Poli, senatore questore, presidente dell'UDC. Da parte di Veneto 24 l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana. Grazie a tutti voi e grazie a Veneto 24.